Cagliocco, numero 22 Giacomo Lazzari, numero 23 Giacomo Giovanni e chiude il libro numero 85 Francesco Sella. Volley Treviso nell'ultima alla chinata con il numero 1 Nicola Agapito, con il numero 3 Leonardo Bellucco, con il numero 5 Luca Possebon, con il numero 9 Mattia Filippelli, con il numero 11 Francesco Malosso, con il numero 15 Isto e chiude con il numero 7 Alessandro Zotti. E approfittiamo anche se fuori protocollo per salutare gli ufficiali di gara che dirigono il match. Alla guida il primo arbitro Omar Fabiani, supportato dal secondo arbitro Luca Rezzulli. Maros. Vincente di prima intenzione, Giovanna. Della pallavolo Padova. Attacco vincente di Padova. Trovato vincente, pallavolo Padova con Gagliazzo.
di Treviso. Inflazione a rete, allora granata, punto quindi alla pallavolo pallone. Riesce la difesa di Alessandro Zorzi, punto quindi al pallavolo pallone che manda al servizio 38. Mani out, in gioco degli avversari. Lungo linea, vincente di Bergamasco. Assegno Gagliazzo. Bergamasco. Termina out la battuta di Isto.
Lungolinea Vincenzo Di Lazzari. Sul nastro. Lazzari. Lungolinea Vincenzo della Paolo Padova. Attacco Vincenzo della Chione. Stregliotto.
Time out richiesto dalla QN Padova. A 15 nella 24esima ed ultima giornata alla ghirada del campionato di Serie B. Quindi questa volta non diremo quando si giocherà la prossima gara di Serie B in casa, ma se avete voglia vi diamo appuntamento all'anno prossimo. Alex al servizio. Della squadra avversaria. Servizio errato con l'Interviso. Prevalenza QN. 18 e time out richiesto da coach Michele Zanini. A 18 Isto alla battuta Pozza.
Mani out del Pallavolo Padova. Attratto di Naga, ancora vantaggio, bolla in Treviso, 21-20, forza ragazzi. A prima c'è una sostituzione della QN con il numero 3 esce Luca Gagliazzo e con il numero 78 con un applauso entra Tommaso Rinaldo. Zanin. Ventuno a 20 nel primo set. Esce Phil con un applauso entra Vero. Andiamo. Alla battuta Michelon. Non riesce la ricostruzione di gol in Treviso, ma ancora vantaggio 23-22 per Giallo Granata. Trova il punto la Chiovene e chiude anche il cambio. Coach Cecchinato rientra con il numero 3 Luca Gagliazzo. Ancora set point nelle mani di Volley Treviso.
24 a 23. Treviso avanti 1-0 nel match, palla nelle mani della Pioeni Padova con Piovanna al servizio.
Coming out. Gagliazzi. Giovane, punto numero 3, Treviso avanti a 5. Terminato, punto quindi a Valle Treviso. Fila. Assegno. Ok. Andiamo. Pallavolo Padova al servizio con Lazzari. Tutto quindi all'anch'io ancora vantaggio con il Treviso 6-5. Parità. Terminato l'attacco di Agapito, svantaggio quindi Chione 7-6. Lazzari. Leo.
out della pallavolo Padova. Il punto volley Treviso. Leo 11-7. Termina un concurso della palla. Attacco vincente di Gagliazzo, manda ai 9 metri Piovan. Infrazione di gioco, Paolo Granata. Conquista il punto in diagonale Michelon. Bergamasco. Trova Leis.
annullato il gol del Treviso, 13-13, il secondo set. Timeout richiesto da Chiovene. Di Pozze. Sostituzione Chiovene Padova con il numero 22 esce Giacomo Lazzari con il numero 4 con un applauso entra Mattia Gagliazzo. Alta Cugliarone a terra per la Chiovene. Gagliazzo alla battuta. Attacco round di gol dei Treviso. Inflazione al palleggio.
ragazzo. Sostituzione con l'Entreviso, esce Leo, entra Antonio, esce Forte, entra Forte. Attacco vincente, Giovanni. Si ferma sul nastro, la battuta di Nicola Agapitos. Coach Zanin, rientra Phil. Set point, Alex. Attacco vincente di Michelon. Bergamasco, ancora set point.
24-22 nel secondo set. Si parte per il terzo set della 24esima giornata del campionato nazionale di Serie B. Volley Treviso avanti 2-0 nel match. Malo al servizio.
Ritrova ancora l'Ace, la Ioane. Isto. Ioane. Coming out, l'attacco Oro Granata. Ancora a segno 3-8. Punto, allora palla. Ancora pallavolo Padova. E arriva una sostituzione Oro Granata con il numero 1, esce Nicola Capintos con il numero 6, con un applauso entra Gabriele Sicco.
Attacco della Chiana. Allora il servizio, Paolo Granata. Con il punto, la Chiana. Gagliazzo trova il punto.
Il assegno ancora Chiavene avanti 15-13 nel terzo set. Conquista punto Stregliotto. Time out, attacco di Leo. 17-14 e il time out richiesto dal coach Michele Zanin. Si ribatte nel terzo set con pallavolo palla che conduce 17-14. Prova Reis, la squadra avversaria. Esce Leo, entra Aldo, esce Forse, entra Forte. Mani out, pallavolo palla.
Giovanes, la Chione e c'è il time out richiesto da coach Michael Zanin. Attacco vincente per gli avversari. Giovanna.
Set point per la Chione Padova. Ma prima c'è un cambio per la squadra ospite. Esce Luca Gagliazzo, entra Tommaso Giraldo. Visto. Richiesto dalla Chione. Isto. Conquistato dalla Chione 2-1 per Volley Treviso.
si riprende il quarto set. Volley Treviso avanti 2-1 nel match. Primo punto per ION in questo quarto set. Isto, andiamo. Per gli Oro Granata. Bergamasco. Eccellenza della Fiorana.
8-4 nell'ultima giornata di campionato a Milano. Assegno del piazzo per la Chiovene. Treviso ancora avanti 9-6. Errore di Treviso.
Chiara, Muro vincente. Treviso avanti 13-11 nel quarto set. Primo tempo vincente. Prima intenzione vincente. Chiara. Time out richiesto da coach Zanina. A 13 nel quarto set di questa 24esima giornata di Serie B. Andiamo! Chiude. Gagliazzo.
conquista il punto con Gagliazzo. Assegno Giovanni. Aga, servizio. Il punto Stregliotto. Non passa l'attacco di Easton. Treviso ancora avanti 20-19. Esce forse per Antonio. Ed è ancora avanti. Si ferma sul nastro il servizio. Paolo Granata. Assegno campione.
Sisto alla battuta. Trova una vincente la Chione. Sostituzione Oro Granata, esce Anto, rientra Pozze. 23-23. E conquista il punto. Chione. Set point per la squadra avversaria. Tra le due formazioni
Per il tie break della 24esima giornata del campionato nazionale di Serie B. Palla nelle mani di Golli Treviso, Pozze alla battuta. Primo punto per la squadra ospite. Muro vincente della Fiore.
Cagliari e sostituzione Bova di Treviso. Esce entra Sicco. Non passa l'attacco di Bova di Treviso. Nel tie break, forza ragazzi! Al servizio, Will, forza, forza! Punto a uno a Granata, consegna punto alla Giovanni. Togliotto 9-9 nel tie break.
10 avanti Bolle Treviso. Visto al rientro 12-10. Visto!